noi. E invece sono d'accordo sul fatto che tutto è arrivato con l'unità, perché nel momento dell'unità il sistema del governo borbonico con i dazi pesantissimi favoriva le esportazioni del regno borbonico e qua c'erano tutte le industrie, non c'erano solo i Florio, c'erano i Whittaker, c'erano tutte queste realtà, l'agroindustria che c'erano le fabbriche del Sommarco, c'erano tante cose, c'erano le mandorle, la trasformazione delle mandorle, gli oli, c'era tutto. La prima ferrovia d'Italia, la Napoli-Portici, è giusto. Lì c'è stata questa scelta, loro, i Savoia, i piemontesi erano contadini di un certo livello, ma nel momento in cui la terra non rendeva più, tirarono fuori lo Stato era in tutto. fallimento. Esatto, salvo poi mandare delle famiglie di imprenditori piemontesi qui in Sicilia a tenere a Palermo, Conte Cassina. Ecco, li mandarono qui il re d'Italia per dire fatemi imprese in Sicilia perché li stiamo derubando, qualche cosa gliela dobbiamo dare. Ecco che è nato l'assistenzialismo, che è quello che sta rovinando la nostra terra, perché tutti i nostri giovani oggi se hanno una certa educazione vanno via, se non restano qui e pretendono ad essere assistiti. Voglio il posto, voglio questo, voglio quell'altro, nessuno che tira su le maniche crede di fare quello che deve fare. Il libro inizia e si conclude con una data, 1996. Poi è diviso in due parti, la prima parte parla dei primi 30 anni, 1910-1940, l'altra 1940-1979. Perché tutto inizia e si conclude col 1996? No, è una struttura circolare che ho scelto perché mi è piaciuto tantissimo il deserto dei Tartari, quella è una meraviglia. E quindi dove inizia si chiude il romanzo. 96 è la data in cui è morto mio nonno, il papà di mia mamma, a cui ero legatissimo io nel ricordo. Quindi di fatto l'Andrea del romanzo sei tu. Potrebbe essere. No, non ho problema a dire, il problema è uno solo, i fondi di verità ci sono perché poi diventano credibili le storie, ecco, è solo questo. Invece su questa ricerca storica, perché è vero che tu hai vissuto il crescere, poi il finire, il chiudere dei pastifici e dei mulini, però tu hai fatto una grande ricerca storica, tant'è che appunto hai accennato prima il fatto che l'Università di Modena e Pavia, Parma, sì, Modena e Reggio Emilia ti hanno invitato a parlarne. E siccome so che questo è un tuo hobby, questa ricerca storica di testi antichi, di documenti antichi, ecco. Dunque, io parlo lì delle OMI reggiane, delle officine reggiane, officine meccaniche italiane. Le officine reggiane, secondo me, sono un patrimonio della nostra nazione tutt'oggi che non esistono più. Sono un patrimonio perché nascono in una terra, l'Emilia, molto particolare e si affermano nel Novecento e durano sino al 1990 circa. Le officine reggiane, nel periodo in cui è ambientato sul romanzo, sono gli anni 30, producevano vagoni ferroviari, aerei da caccia che produssero sino alla fine della guerra, erano leggerissimi, i primi aerei da caccia in alluminio, montavano motori Rolls Royce, erano così superiori agli aerei dei tedeschi che i tedeschi mettevano le svastiche e li spacciavano per Messerschmitt. Erano aerei costruiti dagli italiani a Reggio Emilia, era un'industria che aveva un ciclo chiuso produttivo, materiale rotabile, vagoni ferroviari, attrezzature portuali, macchine per mulini e pastifici. Avviene nel romanzo che i produttori, la famiglia Musumeci eccetera, ordinano negli anni 30 delle nuove macchine, devono rinnovare gli impianti
In quel momento c'è la guerra di Etiopia nel 1936 e l'Italia è guardata male dai produttori stranieri. Dice questi gli abbiamo blindato le frontiere, si devono produrre il grano nelle aiuole, ma questi li hanno i soldi per pagarci. Si erano rivolti agli svizzeri della Buller, gli svizzeri perdevano tempo, a un certo punto la famiglia si rivolge agli italiani: ce lo costruite questo mulino? Sì, noi ve lo facciamo questo mulino. Tra l'altro le officine reggiane avevano un ciclo produttivo chiuso, ma erano la prima azienda sociale che c'è stata in Italia, molto bella da visitare oggi, dove il direttore generale viveva in una villa dentro la fabbrica, e dentro la fabbrica c'erano le case di tutti i dipendenti, dai dirigenti agli operai, c'erano i negozi, c'era la chiesa, c'era il prete, c'era il Don Camillo e c'era il Peppone della situazione, e là dentro si azzuffavano pure la domenica. Però attenzione, tutti si facevano la comunione, si azzuffavano dopo, perché erano tutti credenti, ma sino ad ora, quando sono andato lì, mi sono reso conto che così sono andato all'Istituto di Ricerca Storica, questo è un inciso, l'istituto per l'Istoreco, ricerca storica contemporanea. Parlo col direttore, mi chiedono di scrivere un articolo per loro alla vigilia di sta cosa all'università, e gli do, Lenin messo accanto, ero col direttore dell'archivio storico delle officine reggiane e guardo sotto il busto la Madonnina di Lourdes incollata. Io sono siciliano, quello si alza un attimo: aspettate, ora prendo un caffè, ora vengo, che piacere, che piacere. Dico: ingegnere, ma lei vuol dire ma tutti così siamo? Dice Lenin, la domenica in chiesa, la comunione, questo, quell'altro, non c'è niente da fare. Perfetto. Questo è l'ambiente sanguigno dell'Emilia. Al tempo stesso queste industrie reggiane hanno commissionato questo mulino, lo iniziano a produrre. Non era come è oggi, che nel giro di qualche mese ci sono voluti 4 anni per costruire questo mulino, che quando fu ordinato era il mulino più grosso del Mezzogiorno d'Italia, a Duro, il che significava uno dei più grossi del mondo, dato il sistema produttivo e le potenzialità che avevano le nostre industrie al sud. Nel momento in cui è pronto si sa che l'Italia sta per entrare in guerra, e a quel punto si parte subito per Reggio Emilia. Lì la storia un pochettino cambia, in effetti è vero. E questo pezzo era finzione? No. In realtà anche questo? Certo, questo mulino, poi ti dico, si va a Reggio Emilia, il direttore generale delle officine reggiane dice: vabbè, non ti preoccupare, e lo mettiamo sotto il campovolo dove canta Ligabue. Sotto ci sono tutti i bunker, sopra avevano l'aeroporto dove trovavano la caccia, sotto c'erano i bunker perché gli aerei non mettono i macchinari dentro. Sottoterra. E Reggio Emilia viene bombardata selvaggiamente dall'aviazione alleata per questi aerei. Quando uscì il Reggiane 2005, quelli si spaventarono perché niente, quello ci metteva a testa sopra gli Spitfire, gli davano un colpo e li facevano cadere. I piloti italiani, che erano molto più bravi di quelli, io ne ho conosciuto uno che oggi ha 90 anni e ancora guida aerei, rasa al suolo praticamente Reggio Emilia, la fabbrica distrutta, loro producevano sottoterra, se ne erano andati in Veneto dove avevano un'altra caverna, un altro bunker dove producevano. Finisce la guerra, il mulino si salva, scende in Sicilia, viene montato e produce per circa 60 anni. Con le macchine messe sottoterra. Esatto. L'università, casualmente, questo romanzetto fu comprato a Reggio Emilia in una libreria dalla nipote del direttore delle officine reggiane, il cui figlio, che oggi è un ingegnere di 90 anni, che è stato pure senatore della Repubblica, aveva lavorato a questo progetto, che era un giovane studente di ingegneria. Questa lo legge, sapeva la storia da suo padre, dice: ma questo lo devo conoscere, com'è che questa è una cosa, qua si parla di noi, si parla di Reggio Emilia.
Dice, ma come si permette? Lei mi telefona e mi fa, dice, sa, io